Ieri mattina una dipendente del Consiglio regionale del Veneto è stata aggredita recandosi al lavoro. Svoltando verso il campo San Gallo si è incrociata con l'uomo, un condannato con obbligo di firma, che le ha sferrato un pugno al volto. La donna è stata immediatamente soccorsa da una guardia giurata ed è stata poi affidata alle cure del personale del SUEM 118. Allibito, si è detto il consigliere regionale Dolfin, soprattutto perché il fatto è accaduto di giorno alle 8 del mattino a Venezia, a 2 passi da piazza San Marco. La violenza subita, la ferita nel fisico, fortunatamente in modo non grave, ma anche a livello psicologico. Dolfin si auspica che l'individuo autore di questa violenza, già noto alle forze dell'ordine, sia messo nella condizione di non fare del male ad altre persone. Tali episodi di violenza non sono prevedibili, ma da deterrente farebbe un maggior presidio delle forze dell'ordine, come richiesto anche con la risoluzione in contrasto ai borseggiatori. Venezia afferma merita maggiori attenzioni. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it.